Buongiorno Giorgia, tu sei una giovanissima imprenditrice nel campo dell'abbigliamento sportivo. Sì. Il tuo brand, nato da poco, si chiama Speciale come il tuo cognome. E questo simbolo che cos'è? Allora, Fallo vedere bene. Eccoci qua, facciamo Eccola vedere là. bene la mia amazzonina. L'Amazzone, perché l'Amazzone? Perché per me l'Amazzone incarna un tipo ben preciso di donna. E quelle donne che hanno imparato, che imparano ad alzarsi e a incassare, rialzarsi e scegliere sempre la luce e il bene. E tu ti senti così? Mi sento una guerriera di bene, sì. Ma e le persone che eventualmente compreranno i tuoi vestiti, tu fai, cosa fai? Tute? E ho proprio completini fitness, quindi, e qualche prima collezione di abbigliamento streetwear. E chi indossa l'abbigliamento sportivo speciale è un Amazzone? Sceglie di essere una Amazzone, sposa quel codice di valori di quella donna libera, indipendente, capace di centrare il bersaglio. Tu Giorgia sei anche laureata in filosofia? Sì, sono anche laureata in filosofia. E poi hai scelto di fare un'altra cosa? Ma in realtà no, proprio il mio brand è filosofico. Quindi la filosofia ti ha aiutato a creare, a immaginare e creare questo tuo brand. Sì, io mi emoziono quando dico la parola filosofia perché è l'amore per l'esistenza, provare meraviglia, provare a rialzarsi sempre, provare a guardare il bello, e la società ormai è questa, frenetica, tendenzialmente cattiva, e io dico sempre scelgo il bene, scelgo di essere amazzone, scelgo di proteggere e scelgo di mettere il cuore. Hai preso, mi dicevi, un sacco di modelle, amiche, Sì. sorelle, tu stessa? Sì. In realtà sono le ragazze della porta accanto, perché le mie amiche hanno capito in pieno il mio progetto e da mia sorella, le mie migliori amiche, all'amico fotografo ci siamo messi tutti insieme perché è stato capito il mio messaggio, cioè un messaggio volto al bene. Grazie Giorgia e buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino.